Italia, gennaio 1848. Palermo insorge e Ferdinando II di Borbone concede una costituzione nel Regno delle Due Sicilie. Lo seguiranno Carlo Alberto in Piemonte, Leopoldo II in Toscana, Pio IX nello Stato Pontificio. Il centro di irradiazione europeo è la Francia, ma sono soprattutto i moti di marzo a Vienna, Milano e Venezia, dove il 22 Daniele Manin proclama la Repubblica Veneta di San Marco, a galvanizzare i friulani. Negli stessi giorni si sollevano Berlino, capitale della Prussia, e Budapest. I moti ungheresi risaltano per il forte carattere autonomistico e anche Praga, in Boemia, rivendica l'autonomia. Proprio lì, però, inizierà la riscossa imperiale poi. Il 23 marzo la folla si riversa nel centro di Udine, con coccarde e tricolori, ma già da giorni in Friuli si festeggia. Gli austriaci cedono e se ne vanno. Presieduto dal podestà Antonio Caimo Dragoni, si costituisce un governo provvisorio della provincia, in cui emergono figure quali Prospero Antonini e Mario Luzzatto. Un governo che ottiene dal nemico la consegna di Palmanova e di Osoppo. Nasce la Guardia Civica. Molti si arruolano. Ai parroci si chiede di cooperare con la loro predicazione. Il nuovo governo, votata l'annessione alla Repubblica Veneta, si dice sulla base di una perfetta eguaglianza di diritti e di doveri, assume a fine marzo il nome di Comitato Provvisorio del Friuli e mentre tutta l'area di Venezia si libera, salvo Verona dove gli asburgici si arroccano, tra fine marzo e inizio aprile si formano a Udine anche comitati di guerra e di ordine pubblico. La stampa è finalmente libera, affrancata. Al giornale politico del Friuli, attivo dal 27 marzo al 17 aprile e sede di comunicati, cronache e dibattiti, collaborano fra gli altri illustri letterati, o da Teobaldo Cicconi a Francesco Dall'Ongaro, da Arnaldo Fusinato a Pietro Zorutti. Il tempo è scarso, i mezzi anche. L'audacia non manca, ma l'aiuto di Venezia è carente e non giungono contributi decisivi dai Savoia. Dopo la metà di aprile, gli austriaci tornano e iniziano a cannoneggiare alle porte della città il 21 sera, un tragico venerdì santo. Il 17 Udine aveva rifiutato di arrendersi, ma il 22, vista inutile ogni resistenza, si piega allo strapotere nemico e con la mediazione dell'arcivescovo Zaccaria Bricito tratta la resa, divulgata il giorno dopo, è una dolente Domenica delle Palme. Non tutti nel popolo e nel comitato provvisorio approvano la capitolazione e non mancano certo le polemiche. E comunque sia, dopo soltanto un mese, il tripudio si volge in nuova servitù. La resa provoca reazioni sdegnate di personalità celebri. Gustavo Modena, Carlo Cattaneo, Giosuè Carducci. Tuttavia, le accuse di viltà saranno ridimensionate non solo dal governo di Venezia e da Luigi Duodo, che aveva comandato la difesa, ma anche da altre ricostruzioni dei fatti, a partire da quella di Raffaello Sbuels, dal titolo La pusillanimità, punto di domanda, dei magistrati udinesi nel 1848, note, ricerche storiche e documento inedito del 1899. Di sicuro la città non aveva potuto disporre né di mezzi economici né di difesa sufficiente e neanche di adeguate fortificazioni. Gli austriaci allora riprendono altri baluardi quali Pontebba a fine aprile, Palmanova a fine giugno e Osoppo, la cui lunga e tenace opposizione di 7 mesi è uno degli episodi più gloriosi con cui termina la resistenza in Friuli. La legione friulana combatterà tuttavia ancora a Venezia, ultima roccaforte fino all'agosto del 1849. La prima guerra d'indipendenza si chiuse nel marzo 1849 con la sconfitta di Novara e con il rientro austriaco a Milano, ma sotto le ceneri covava la brace. Dal canto suo, la società friulana ne uscì profondamente mutata e per la prima volta si era avuta un'insurrezione davvero popolare, una guerra condotta con eserciti nazionali e schiere di volontari, fra lotte e resistenze epiche, assaggiando la vita libera. Le sconfitte
Non potevano dunque soffocare tutti i semi piantati.